La volante della polizia ha sorpreso ieri mattina un sessantenne pregiudicato in via Lungobrenta a Calino, mentre guidava un ciclomotore rubato, con targa anch'essa rubata, ma ad un altro mezzo. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Una volta avvistosi della presenza della volante, il conducente ha continuato ad accelerare in maniera impazzita, con inversioni di marcia e altre manovre pericolose per sottrarsi al controllo. Fermato dopo qualche centinaio di metri, ha tentato di scappare a piedi, ma è stato raggiunto e anche in questo caso ha cercato di divincolarsi dalla presa degli agenti. L'uomo, che ha fatto resistenza, non ha esibito i documenti di circolazione e si è giustificato dicendo di aver acquistato il motorino da terzi, il che gli è valso l'accusa di ricettazione, punita dal codice più severamente che non il furto. Una volta in caserma, il pregiudicato non ha comunicato il nome della persona da cui avrebbe acquistato il veicolo, lasciando intendere quindi di essere egli stesso il ladro. Armando Silvano Forza è morto per un infarto. Il 79enne operaio in pensione, aggredito sabato sera fuori dal bar al Pescatore di Cavarzere dal 58enne Guerrino Sambin alterrato dall'alcol, presentava infatti un cuore molto ingrossato e sofferente da una situazione pregressa, compatibile appunto con l'infarto. Lo hanno stabilito i primi rilievi dell'autopsia operata martedì pomeriggio sul corpo dell'uomo. Quindi è chiaro che l'anziano non è morto per i colpi subiti. Per quanto riguarda le altre ferite, le costole lesionate possono essere dipese dal veemente massaggio cardiaco praticatogli per cercare di salvarlo in extremis, mentre i graffi sul volto sono stati causati dalla caduta sul marciapiede mentre stava telefonando al 112 con le ultime forze. Tuttavia rimane il quesito: se non fosse stato aggredito, Armando Forza avrebbe avuto l'infarto in quel momento oppure no? Lo stabiliranno i nuovi esami autoptici in corso. Il referto dovrà essere consegnato entro il mese di febbraio al pubblico ministero che ha in carico l'indagine. Addio al semaforo di Valli, arriva la rotatoria. Lo ha comunicato ai residenti della frazione il sindaco Alessandro Ferro, in visita martedì assieme ad assessori e consiglieri. I lavori dell'ANAS, come riporta il Gazzettino in edicola oggi, saranno effettuati in primavera. Il progetto è già allo stadio avanzato e oltre alla sostituzione dell'incrocio, che negli anni è stato teatro di molti incidenti, prevede anche un sottopassaggio ciclopedonale per consentire l'attraversamento in sicurezza verso i Piovini, al posto del pulsante a chiamata attivo ultimamente. All'amministrazione comunale, il comitato della frazione ha posto ancora una volta la questione del ponte sul canale Novissimo, in quanto viene ignorato, specie dai mezzi pesanti, il senso unico alternato di circolazione. Si profila il piazzamento di blocchi di cemento per impedire fisicamente il passaggio a due camion in contemporanea. Le piogge di ottobre e novembre hanno reso necessario un nuovo intervento di manutenzione al sottopassaggio che collega l'ospedale con Ridotto Madonna. Come aveva segnalato infatti Chioggia Azzurra lo scorso 26 novembre, nonostante le opere di impermeabilizzazione alle pareti esterne concluse il 10 ottobre, l'acqua piovana caduta in maniera incessante aveva continuato a penetrare la struttura. Una determinazione del comune, firmata dal dirigente del settore lavori pubblici Stefano Penzo, ha quindi attribuito di nuovo l'incarico all'azienda Uretech di Bosco Chiasanuova per un importo di 10.800 euro, finalizzato a eseguire ulteriori iniezioni di resina per una lunghezza complessiva di 29 metri. Il provvedimento comunale riconosce che, nei tratti dove era stata utilizzata la resina espandente e il gel saturante, l'intervento si è rivelato efficace, ma che a seguito dell'innalzamento della falda il permanere delle infiltrazioni comporta la formazione di alghe e muschi, oltre che di ghiaccio, durante la stagione invernale.
Amici carissimi di Network Azzurra e Meteo Brollo, dal palcoscenico del Granaio, buona giornata a tutti. Dunque una situazione invernale si prospetta nei prossimi 3 o 4 giorni, grazie all'affondo di aria fredda verso i Balcani che interesserà, anche seppur in maniera marginale, le nostre zone. Lo farà attraverso una splendida giornata di oggi mercoledì, naturalmente, ma poi verso sera la prima delle 2 perturbazioni in transito da qui al weekend accompagneranno con nuvolosità e piogge di una modesta entità le nostre zone. Ma l'aspetto più caratteristico di questa situazione è dato appunto dalle temperature che si porteranno verso i canoni normali del mese di dicembre, quindi avremo temperature minime che si porteranno nelle zone pianeggianti anche sotto lo zero, e sulla costa toccheremo anche i 2-3 gradi, quindi una situazione un pochino più conforme a quello che è l'inverno, diciamo, delle nostre parti. La prima perturbazione di cui vi parlavo sarà in transito questa sera, questa notte, e naturalmente coinvolgerà la nostra regione nella giornata di domani. Lo farà attraverso delle piogge modeste ovviamente durante tutto l'arco della giornata e poi un miglioramento, diciamo, abbastanza effimero. Una giornata che si apre con temperature minime piuttosto bassine ma normali per questo periodo, con estese gelate nelle zone pianeggianti oltre appunto la costa, e una situazione che sarà di bel tempo per buona parte della giornata, ma attenzione perché da questa sera le cose cambiano. Cambiano perché un paio di perturbazioni, a dire il vero la seconda sarà un pochino più forte della prima, ma la prima transiterà sulle nostre regioni nella giornata di domani, accompagnando quindi la giornata di giovedì attraverso una notevole nuvolosità e anche da qualche modesta pioggia in transito durante tutto l'arco della giornata. Ma la nota saliente di questo periodo saranno le temperature, che rimarranno piuttosto basse anche durante l'arco della giornata. Poi naturalmente ci sarà un effimero miglioramento nella giornata di domani e poi una riattivazione con il secondo impulso perturbato, questa volta un pochino più corposo ed accompagnato anche alle quote superiori con delle correnti un pochino più umide atlantiche, le quali saranno responsabili anche di qualche appunto nevicata a quote pianeggianti, specialmente nella parte nord-occidentale. Sulle nostre zone avremo sicuramente anche venerdì una giornata tutto sommato negativa, ma con piogge piuttosto modeste ancora una volta. Solo le temperature si rimarranno veramente molto basse, anche sotto i 5 gradi durante il giorno. Poi da sabato a domenica nuova ristabilizzazione del tempo, anche se sarà comunque di una certa variabilità. Quindi un episodio invernale che tenta di farsi strada in questo autunno che sta piano piano morendo. E dal cantiere ancora una volta vi saluto. Ciao a tutti.